Europea per la formazione. È snello ed essenziale il progetto di legge presentato ed ideato da 4 giovanissimi consiglieri regionali della Lega Nord insieme al capogruppo Federico Caner. Conoscono le esigenze e le difficoltà dei giovani e sono andati dritti al cuore delle problematiche, indicando soluzioni e proposte per utilizzare 153 milioni di fondi destinati al mondo degli under 35. Un progetto che vuole essere visionario perché proiettato verso il futuro, unitario perché vuole creare un'unica regia tra tutti gli enti e soprattutto operativo. Questo progetto di legge parte da un presupposto e un dato di fatto. In un periodo storico come questo non possiamo e non dobbiamo più permetterci di operare in maniera settoriale, ovvero dobbiamo far squadra e quindi mettere a sistema tutte quelle risorse, i famosi 153 milioni di euro, che ogni anno la Regione impiega a favore dei giovani. Parte del progetto si focalizza sulla fuga dei creativi, oltre che dei cervelli dal nostro paese. Tra le tipologie dei progetti innovativi che potranno sperare in appoggio e finanziamenti, le officine dei talenti e delle creatività. La nostra iniziativa vuole proprio mantenere qui i nostri giovani per poter sviluppare un'imprenditorialità migliore, ma anche per dar sfogo alla creatività che i tanti giovani veneti hanno. Massimizzare le risorse esistenti, creare gli strumenti operativi, il fine ultimo di un progetto di legge che vuole dare risposte a chi ha sempre meno voce e chance.